colpo da 400.000 euro allo stabilimento Prada a Rino di Dolo. Un comando ha assaltato i magazzini sfondando il cancello e rubando un'ingente quantità di scarpe griffate. Indagano i carabinieri. Ennesima truffa ai danni di una pensionata, una 73enne di Mestre, raggirata, si è trovata ad effettuare bonifici per circa 80.000 euro. Indaga la questura di Venezia. Furti e rapine a mano armata nei negozi era diventato il terrore del Lido. Un tunisino di 40 anni, ritenuto responsabile di una serie di colpi, è stato arrestato in un centro per il rimpatrio. Tragedia in montagna, Casera Valine e Casera Salinchiet sopra Poffabro nel Pordenonese. Un escursionista di 65 anni precipita per 150 metri e perde la vita. Biennale, il ministro della cultura Giuli diserta l'inaugurazione dei restauri, butta fuoco, evita le polemiche, ma Brugnaro è netto: se la Russia fa propaganda chiudiamo il padiglione. Caro benzina, già da questa mattina i distributori di carburante dovevano applicare il taglio di 25 centesimi al litro deciso ieri sera dal governo, ma non è andata proprio così. La Guardia di Finanza ha sequestrato una fabbrica clandestina di sigarette nel Veronese, giro d'affari illegale da 240 milioni di euro l'anno, 13 le persone denunciate. Ultimi giorni di campagna elettorale prima del voto per il referendum sulla giustizia. Pietro Grasso a Padova spiega le ragioni del no, mentre il ministro Nordio conclude il tour per il sì. Oggi festa del papà, non può mancare nelle tavole degli italiani il tradizionale dolce simbolo di questa giornata, la zeppola, e così anche le vetrine padovane si riempiono con le più originali varianti del dolce dedicato alla festa del papà. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Colpo da 400.000 euro allo stabilimento Prada di Arino di Dolo. Un comando ha assaltato i magazzini sfondando il cancello e rubando numerose paia di scarpe griffate. Un mezzo pesante usato come ariete per abbattere il cancello, poi il furto nei magazzini. Un colpo da circa 400.000 euro, quello messo a segno dal comando che ha colpito intorno alle 4 del mattino lo stabilimento Prada di Arino a Dolo. Rubate soprattutto scarpe griffate. Ad agire, secondo le prime immagini, 6 o 7 persone che prima hanno sfondato il cancello e poi piazzato furgoni e auto fuori dal polo per sbarrare l'accesso alle forze dell'ordine, che una volta giunte sul posto hanno dovuto raggiungere il luogo a piedi. I mezzi sono risultati poi tutti rubati. Fin dalle prime ore del giorno il comandante della tenenza dei carabinieri di Dolo mi ha informato e da subito ho dato la mia disponibilità nel mettere a disposizione la nostra rete della videosorveglianza, oltre che tutto ciò che può essere utile agli inquirenti nel risalire ai criminali. Sono fiducioso che i militari dell'Arma risaliranno presto agli autori e li consegneranno quindi alla giustizia. Continuano le indagini dei carabinieri che unitamente al servizio della squadra mobile stanno scandagliando l'area e visionando i filmati delle numerosissime telecamere di videosorveglianza poste sia nello stabilimento che nell'area industriale di via Primo Maggio. Dalle prime visioni parrebbe che al furgone utilizzato per la fuga sia stata oscurata la targa con un pannello riflettente. Io spesso vedo la vigilanza privata qui, però adesso io non so perché io non lavoro in questa azienda, cioè lavoro qui a fianco, però vedo che sono abbastanza protetti, però riescono ad accedere indipendentemente da questo. Nonostante il via vai continuo per tutto il giorno di vertici responsabili, nessun commento dall'azienda del lusso, un fatto che ha smosso tutta l'area limitrofa e la comunità di Dolo. Mina quella che è la coesione civica, in modo particolare per un sistema economico che già in un contesto non semplice, proprio nella riviera del Brenta, nel distretto della Calzatura, è messo a dura prova. Ennesima truffa ai danni di un'anziana è accaduto ad una 73enne di Mestre che ha effettuato bonifici per circa 80.000 euro. Tutto è iniziato con un messaggio telefonico della banca che avvisava di un credito in arrivo sul suo conto, consigliandole di chiamare uno specifico numero nel caso si fosse accorta che invece quella cifra non le spettava.
Si trattava però dell'ennesima truffa a danno di un'anziana, una 73enne di Mestre, che non riscontrando particolari anomalie si è fidata, agendo secondo indicazioni. Ha chiamato dunque quel numero per chiedere spiegazioni e trovando all'altro capo del telefono una persona all'apparenza gentile, è invece stata raggirata senza scrupoli. Come? Convincendola a effettuare dei bonifici istantanei per rimediare a quell'errore in realtà fasullo. E in poche ore sono usciti dal suo conto circa 80.000 euro. La 73enne però, convinta di aver agito per il meglio, non si è preoccupata per qualche ora. Solo più tardi, sopraffatta dai dubbi, ha avvertito i familiari e si è recata poco dopo a denunciare il fatto alla polizia postale, facendo scattare immediatamente le indagini della questura, che già in vari casi è riuscita a sventare pesanti raggiri simili a questo. L'ultimo proprio nel Milanese a danno di un ex orafo 92enne che in buona fede, spinto da un finto carabiniere, si era fatto convincere a consegnare tutti i gioielli di famiglia a uno sconosciuto. Il balordo, bloccato con il malloppo in mano dalla polizia, è stato arrestato proprio mentre stava uscendo dalla villa dell'anziano. Era diventato l'incubo del Lido di Venezia con una serie di rapine e minacce con coltelli, arrestato 40enne tunisino. Rapina, furto, ricettazione. È con queste accuse che un 40enne tunisino si trova ora nel carcere di San Vittore a Milano. Era stato portato al centro per il rimpatrio, ma in attesa della sua espulsione per reati commessi a Venezia, l'indagine della procura lagunare ha ricondotto al 40enne la responsabilità di numerosi atti illeciti commessi tra il Lido e il centro storico. Furti e rapine che hanno avuto inizio ad agosto dello scorso anno. In un caso, il 40enne era entrato in un negozio con il volto parzialmente coperto con un cappello e minacciando la commessa con un coltello ha intimato di farsi consegnare 140 euro. In un'altra circostanza, sorpreso dal titolare del locale a rubare 750 euro dalla cassa, lo ha minacciato con un coltello da cucina preso proprio all'interno dell'esercizio per guadagnarsi la fuga. Oltre a questo, l'indagato è anche accusato di aver rubato 2.250 euro dalla cassa di un centro scommesse del Lido e di aver usato i soldi di carte prepagate rubate per piccoli pagamenti. Nessuna espulsione per il 40enne dunque, ma l'arresto nel carcere milanese convalidato dal GIP. Tragedia della montagna sopra Poffabro in provincia di Pordenone, escursionista 65enne scivola per 150 metri e perde la vita. Tragedia in montagna a Poffabro di Frisanco. Un escursionista di 65 anni, residente nel Pordenonese, ha perso la vita dopo essere scivolato per circa 150 metri in un canalone. L'uomo stava percorrendo con i ramponi insieme a un amico il sentiero 973 che collega Casera Valine a Casera Salinchiet a circa 1300 metri di altitudine. La zona, esposta a nord, era ancora coperta da abbondante neve che probabilmente ha reso il terreno scivoloso e contribuito all'incidente. A dare l'allarme è stato proprio il compagno di escursione che ha subito chiamato il 112. Sul posto è intervenuto tempestivamente l'elisoccorso regionale con il supporto di 2 tecnici della stazione di Maniago del soccorso alpino, trasportati in quota con l'elicottero. Le operazioni di soccorso si sono concentrate in un tratto particolarmente impervio e purtroppo, una volta raggiunto l'escursionista, i soccorritori hanno potuto solo constatarne il decesso. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i carabinieri che stanno raccogliendo elementi utili per chiarire le cause della tragedia. Le indagini sono ancora in corso. Un grave incidente stradale si è verificato a Bolzano Vicentino lungo la regionale 53, 3 feriti, uno dei quali grave. Ha coinvolto 3 vetture uno scontro avvenuto poco dopo le 15 sulla strada regionale 53 Postumia nel territorio comunale di Bolzano Vicentino. Lo scontro si è verificato all'altezza di una pompa di benzina non lontano dallo svincolo per Gazzo e Lanzè e la provinciale 30. Per cause da accertare al vaglio degli agenti della polizia locale nord-est vicentino che hanno effettuato i rilievi, il sinistro ha interessato 2 utilitarie, una Panda di colore bianco finita sulla sua sinistra a ridosso di un canale irriguo, una Mini Cooper rimasta
sul lato destro e anche un piccolo SUV rimasto in mezzo alla carreggiata. Il bilancio è di 2 feriti lievi e uno più grave, un 56enne di Vicenza, dipendente di una ditta di Bolzano Vicentino che stava rientrando a casa dopo il lavoro. L'uomo è stato portato in codice rosso al San Bortolo. Sul posto, oltre ai sanitari del SUEM e agli agenti della locale, hanno operato i vigili del fuoco di Vicenza, intervenuti con un'autopompa e 5 operatori per mettere in sicurezza i veicoli coinvolti. Lunghissime code si sono formate lungo la Postumia in entrambe le direzioni, con il traffico che si è riversato, ove possibile, sulla viabilità vicina tra Quinto, Torri e Vicenza. Solo dopo un'ora e mezza, verso le 16:30, una parziale rimozione dei mezzi ha consentito di riaprire parzialmente la strada al traffico, che è rimasto comunque a lungo congestionato, anche per rimettere l'intera sede stradale in condizioni di sicurezza. Caso Russia, alla Biennale di Venezia continuano le tensioni. Il ministro dei beni culturali Alessandro Giuli non è intervenuto alla presentazione dei restauri del padiglione centrale. Qui si sono espressi liberamente tutti i più grandi artisti, tutti coloro i quali hanno saputo intrecciare i loro talenti con le rappresentazioni e le problematiche e così anche con i sogni e i conflitti del mondo intero. Il presidente della Biennale di Venezia, Pietrangelo Buttafuoco, abbassa i toni delle polemiche e richiama l'importanza di pace e libertà, da 131 anni valori costitutivi della Biennale. Il ministro dei beni culturali Alessandro Giuli per questa volta ha preferito evitare di venire a Venezia alla presentazione dei lavori ultimati al padiglione centrale dei Giardini, realizzati con i fondi del PNRR, inviando in laguna il vice capo di gabinetto Valerio Sarcone. 16 mesi di lavori, 31 milioni di euro di investimento. Oggi si apre una nuova sfida ed è al termine di un'impresa che non è stata semplice, però compiuta rispettando tutti gli impegni presi. Nel grazie al Ministero della Cultura, nella persona di Alessandro Giuli, il Ministro, e al suo delegato oggi, il vice capo di gabinetto Valerio Sarcone. Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, anche vicepresidente della Biennale, ha ribadito che non si tratta di ospitare propaganda russa né di mettere in dubbio il sostegno incondizionato all'Ucraina. Buttafuoco, presentando i lavori, ha voluto accanto a sé i suoi predecessori Paolo Barata e Roberto Cicutto. Ma se facesse propaganda saremmo noi stessi a chiuderlo probabilmente, ma la propaganda non è ammessa, non stiamo facendo propaganda, parliamo di cultura, di arte, poi ognuno racconta le cose a modo suo. Considerate che noi siamo disponibili, abbiamo già dato grande disponibilità anche a essere presenti a dissidenti, non soltanto russi ma anche di altri popoli, di altre nazionalità. È la storia di Venezia quella della diplomazia, di essere aperta, e se vogliamo veramente la pace da qualche parte bisogna sedersi anche a parlare. Che il ministro sia venuto è un segno importante di una posizione del governo italiano che noi rispettiamo, ma ognuno nella sua libertà ha il diritto di agire come crede. Richiamo all'unità anche da parte del governatore Stefani. Pax tibi marce evangelista meus, la pace sia a te. E questo deve essere il messaggio che anche l'arte deve lasciare, uno spazio libero di cultura, di espressione, capace anche di far dialogare, perché l'arte non deve per forza dare risposte, l'arte deve anche interrogare e lasciare delle domande. E credo che la fruizione di questa Biennale possa essere un'occasione non per scontrarsi, non per continuare a fare polemica, ma per dare occasioni di pace e di dialogo. Caro carburanti, già da questa mattina i distributori dovevano applicare il taglio di 25 centesimi al litro deciso ieri sera dal governo, ma non è andata proprio così. Vediamo. È massa cara questa volta. State spendendo molto di più anche per lavoro? Sì. Il governo ha deciso uno sconto di 25 centesimi sul prezzo dei carburanti che doveva entrare in vigore immediatamente, invece... In teoria dovrebbero calare da oggi, noi siamo in attesa, questa è un po' la dimostrazione che il prezzo non lo decidiamo noi, quindi stiamo aspettando, tutti stanno aspettando da parte delle compagnie petrolifere che venga comunicato questa riduzione di prezzo. Sappiamo benissimo che questo va a incidere sulle casse del gestore, perché tutti i litri che sono all'interno delle cisterne avranno una diminuzione di 25 centesimi. Chi ripagherà la perdita del gestore per il carburante che è nelle cisterne e che sarà venduto a un prezzo inferiore a quello di acquisto? Comunque che sia un provvedimento utile per i cittadini e per l'economia del trasporto su gomma non c'è dubbio.
Un intervento così a tutti va ad aiutare le fasce deboli, anche perché sicuramente chi non ha problemi, anche se costa 3 euro la benzina, sicuramente va a incidere poco. Trovo un po' un controsenso solo 20 giorni, perché io mi auguro che in 20 giorni la crisi in Medio Oriente si chiuda, ma non penso che siano queste le tempistiche. È aumentata di molto? Sì. Dicevano che oggi c'era lo sconto da oggi, però non si è ancora visto niente. Lo dice lo radio, qua non lo so se lo fanno lo sconto. Sicuramente non aiuta gli aumenti costanti, non aiutano per niente. Si spera che arrivino degli aiuti da parte dello Stato per limitare gli aumenti. Ieri hanno deciso lo sconto, però doveva essere già da oggi. Non si vede ancora. Speriamo che arrivi in fretta perché inizia a diventare un po' un problema lavorare per pagarsi il carburante per andare a lavorare. Annunciati anche controlli immediati a tappeto per far rispettare i tagli. Il garante fornirà l'elenco degli operatori e dei gestori che non li hanno ancora applicati. Io penso che il controllo che venga fatto dalla finanza sul distributore sia veramente assurdo, cioè va fatto un controllo e si parla di speculazione, sicuramente bisogna andare alla fonte e non alla fine del problema. Anche se noi siamo qui non c'è nessun problema, ma è tempo sprecato e va anche a incidere su una categoria che è già altamente penalizzata con un margine che ricordiamo di 3,5 centesimi al litro. Ancora cronaca, la Guardia di Finanza ha sequestrato una fabbrica clandestina di sigarette nel Veronese. Maxi operazione contro il contrabbando di sigarette nel Veronese. È stata smantellata una fabbrica clandestina con un giro d'affari da 240 milioni di euro l'anno. La Guardia di Finanza di Palermo, su delega della Procura Europea insieme ai colleghi di Verona, ha sequestrato a Castagnaro un impianto industriale dal valore di oltre 2 milioni di euro, dotato di attrezzature e macchinari, capace di produrre fino a 4 milioni di sigarette al giorno. Nell'operazione sono state trovate 17 tonnellate di sigarette pronte alla vendita e 8 tonnellate di tabacco triturato, oltre a materiali per il confezionamento contraffatto. Parte della merce era stoccata anche in depositi nel Padovano, a Monselice e Terrassa Padovana, dove sono stati sequestrati 31 bancali di materiali per la produzione di tabacchi e 9 tonnellate di sigarette. I finanzieri hanno individuato gli impianti risalendo alla filiera di approvvigionamento a partire da alcuni sequestri di sigarette a Palermo. Nell'operazione sono state denunciate 13 persone, tra cui 11 cittadini dell'Est Europa tra bulgari e ucraini alloggiati in stanze di fortuna ricavate nell'azienda e 2 italiani titolari dell'opificio. Secondo le stime delle Fiamme Gialle, l'attività illecita avrebbe garantito profitti fino a 700.000 euro al giorno, con un danno annuo alle finanze pubbliche di circa 160 milioni di euro. Ultimi giorni di campagna elettorale prima del voto per il referendum sulla giustizia. In Veneto 2 ex magistrati. Pietro Grasso a Padova spiega le ragioni del no, mentre il ministro Nordio conclude il tour per il sì. L'ex magistrato Pietro Grasso spiega le ragioni del no al referendum sulla giustizia. Insieme alla segretaria nazionale della CGIL Francesca Redavida a Padova ha chiuso la campagna del fronte del no. Con questa riforma si vuole attaccare l'autonomia della magistratura, ha detto l'ex presidente del Senato. Questa riforma che si chiama la giustizia non modifica nessuno dei mali della giustizia, che sono la lentezza, la mancanza di organici, il sistema informatico che non funziona. Secondo, l'equilibrio dei poteri è qualcosa che i nostri padri costituzionali ci hanno messo a fondamento della nostra democrazia e non dobbiamo toccare. L'autonomia e l'indipendenza non è un privilegio di casta, ma è dato alla magistratura per difendere i diritti dei cittadini. Terzo, questa riforma non vuole fare altro che indebolire la magistratura, eliminare il controllo della magistratura sulla politica. E come la politica io penso che sia un fiume che abbia un letto e la magistratura costituisca gli argini che fanno sì che la politica rimanga dentro quel letto senza inondare i terreni circostanti. Una riforma inopportuna, offensiva per l'organo di rilievo costituzionale attraverso l'estrazione a sorte dei magistrati. In Veneto, per le ragioni del sì al referendum, è arrivato invece il ministro della giustizia Carlo Nordio per un tour in molte città della regione. Dopo Bassano e Mestre sarà anche a Padova per sostenere la riforma fortemente voluta dal governo di Giorgia Meloni. È una ristrutturazione che ci allinea con tutti i paesi di democrazia avanzata, perché in nessun paese al mondo democratico i pubblici ministeri, cioè gli accusatori, fanno parte della stessa famiglia dei giudici
e quello che è peggio, giudicano i giudici sia nel momento dell'avanzamento professionale sia, cosa ancora più importante, nel momento della sanzione disciplinare. Il fatto che oggi un magistrato giudicante, cioè un giudice che è terzo e imparziale, venga giudicato per eventuali violazioni disciplinari dagli accusatori, cioè dai pubblici ministeri, è una irrazionalità che non esiste in nessun paese del mondo. Sarà molto più credibile sapere che il tuo giudice è veramente terzo e imparziale e non sarà valutato e giudicato da quello che ti ha portato a processo e fa l'accusatore. È un referendum confermativo, quindi non è necessario il quorum. Si voterà domenica 22 marzo dalle 7 alle 23 e lunedì 23 marzo dalle 7 alle 15. Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura della votazione. Intervento da record allo IOV di Padova, operato con successo un 98enne affetto da tumore gastrico. Operato con successo un paziente di 98 anni affetto da tumore gastrico. È successo all'Istituto Oncologico Veneto a Padova, dove il paziente affetto da tumore maligno stenosante allo stomaco è stato operato dall'equipe dell'unità operativa complessa di chirurgia oncologica delle vie digestive diretta dal dottor Pierluigi Pilati. L'operazione è stata effettuata il 31 gennaio scorso e rappresenta un risultato di grande livello clinico considerata la complessità della patologia e l'età avanzata del paziente. Ad essere operato il signor Iginio Sergio Bessega, classe 1928, che era giunto all'attenzione degli specialisti dello IOV a seguito di progressivi peggioramenti nel decorso della malattia. Il signor Iginio presentava un progressivo calo di peso, dolore epigastrico, impossibilità ad alimentarsi, nausea e vomito. Gli accertamenti diagnostici hanno confermato la presenza di una neoformazione gastrica occludente localmente avanzata. L'anziano è stato quindi sottoposto a una gastrectomia totale, procedura che ha previsto l'asportazione di 2/3 dello stomaco, ma che è stata portata a termine con esito positivo. Il decorso post-operatorio è stato regolare, consentendo la dimissione del paziente dopo 5 giorni dall'intervento. Mi sono affidato completamente ai medici, racconta il signor Iginio. Alla mia età non pensavo di affrontare un'operazione così importante, ma sono stato seguito con grande attenzione. Posso dire di aver ricevuto la vita 2 volte, la prima da mia madre quando mi ha messa al mondo, la seconda a 98 anni dall'equipe dello IOV, che desidero ringraziare di cuore. Oggi festa del papà, non può mancare il tradizionale dolce simbolo di questa giornata, la zeppola di San Giuseppe. Non è festa del papà senza la tradizionale zeppola di San Giuseppe. Come ogni anno, le pasticcerie e le cucine di casa si riempiono del profumo di questo dolce simbolo della giornata. Fritte o al forno, farcite con crema pasticcera e amarene, le zeppole restano protagoniste indiscusse, attirando lunghe file davanti a pasticcerie e laboratori artigianali fin dalle prime ore del mattino. È un dolce classico del sud, quindi noi abbiamo scopazziato, abbiamo un po' copiato a nostro modo. Diciamo che la zeppola nasce perché si dice che San Giuseppe, quando si spostava dall'Egitto, le friggeva, le cucinava appunto e le vendeva per avere qualche soldino in più per poter mantenere la famiglia. Quindi questa cosa è anche molto particolare, molto bella. Detto questo, giù al sud si utilizza sempre friggerle una volta sullo strutto, adesso fortunatamente nell'olio. Diciamo che è un po' più pesante, un po' più grassa, per cui noi usiamo la variante cotta al forno, quindi una classica patasciù che però viene poi cotta al forno, noi ci mettiamo un crackling sopra, quindi la parte croccante, viene sempre farcita e poi noi ci sbizzarriamo perché le facciamo veramente in diverse tipologie. Non è solo una questione di gusto, ma anche di memoria. Molte famiglie tramandano ricette e gesti, trasformando la preparazione in un momento di condivisione tra generazioni. La festa del papà si conferma così un'occasione semplice ma sentita, dove il calore degli affetti si mescola ai sapori della tradizione italiana. Non mancano però le rivisitazioni. Partiamo con la classica, crema chantilly e amarene, assolutamente sempre amarene, e poi noi abbiamo fatto le varie varianti. Una variante tra le tante è sempre crema chantilly e una crema al mascarpone per arricchirla un po'.
Una che a me piace molto, personalmente è fatta proprio con il tiramisù, quindi non una crema mascarpone ma con i rossi d'uovo e una ganache al pistacchio, spettacolare. E se no la quarta variante che abbiamo è una ganache al lampone e una mousse al cioccolato. Questa è in realtà, volevo fare un classico Saint-Honoré, quindi una parte bassa con una crema chantilly e con un bignè sopra che poi rappresentava un po' la barba del papà, fatto con una ganache montata. All'interno del bignè, proprio per fare una variante un po' diversa, c'è una ganache al lampone, quindi abbiamo varie strutture, varie tipologie di aspetto. Poi abbiamo abbellita naturalmente col cappellino perché è il baffetto del papà classico, ci stava proprio. Ed è tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi. Subito dopo la sigla, come sempre, le previsioni del tempo con il nostro meteo. Arrivederci.